Incendio all'alba alla Finver di Motta di Livenza, diverse squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme, l'ARPA ha scongiurato il rischio inquinamento. Polemiche sulla caserma Piave, il sindaco Conte il giorno dopo il blitz del centro sociale Django in Riviera Margherita, così si sono messi fuori da soli. Guardia giurata in servizio al Tribunale di Treviso a processo, l'uomo è accusato di aver sottratto denaro dal portafoglio di un avvocato che gli era stato consegnato dopo essere stato smarrito dal legale. Banda di riciclatori bulgari scoperta e sgominata dalla polizia stradale di Treviso, importavano ed immatricolavano illegalmente vetture poi rivendute da un ignaro concessionario trevigiano. Aveva prenotato online un appartamento per la settimana di Ferragosto a Jesolo versando la caparra, quarantenne di Vedelago, truffato da padre e figlio marchigiani. Siglato l'accordo tra i sindaci di 6 comuni della Castellana, nasce il più grande distretto di polizia locale della provincia di Treviso. Anche la Marca con il naso all'insù, questa notte la luna diventerà rossa per poi sparire completamente dal cielo. Gli esperti assicurano sarà l'eclissi più lunga del secolo, postazioni all'osservatorio del Pio X di Treviso. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Apriamo con la cronaca ed il violento incendio che questa mattina all'alba si è sviluppato a Motta di Livenza e stava quasi per distruggere completamente un capannone di un'azienda di verniciatura. L'intervento dei vigili del fuoco è riuscito a contenere i danni, non ci sarebbe fortunatamente il rischio di inquinamento, ma sentiamo subito i dettagli dal primo servizio. I testimoni hanno raccontato di una forte esplosione, poi le fiamme e il fumo nero che si è elevato. Io mi faccio la rida. Stamattina in via Marche a Motta di Livenza, dove un incendio ha rischiato di divorare l'intero stabilimento della Finver, ditta specializzata nella verniciatura industriale di mobili. Fondamentale il massiccio intervento dei vigili del fuoco, una ventina, quelli inviati con diversi mezzi sul posto, che sono riusciti a contenere il rogo, che pure ha coinvolto anche la copertura del capannone, ma hanno evitato che interessasse l'intero edificio. Sul posto squadre da Motta di Livenza, da Treviso, Conegliano e San Donà di Piave. Il rogo non ha causato feriti, di contro, trattandosi di una verniciatura, il timore è stato subito quello che potessero sprigionarsi sostanze nocive, ma i primi rilievi effettuati dall'ARPA escluderebbero rischi per la popolazione. Sono stati prelevati 2 campioni d'aria che verranno ora analizzati in dettaglio. Nessun allarme quindi, tanto che il Comune non ha emanato alcuna ordinanza specifica. Ed ora le reazioni alla manifestazione di ieri a Treviso lungo Viale Regina Margherita. Partiamo dalle dichiarazioni del rappresentante del centro sociale Django sul futuro della caserma Piave. Insomma, che si metta l'anima in pace. I centri sociali esistono in tutte le città, in un modo o nell'altro. Treviso non sarà diversa dagli altri posti. Dichiarazioni come Macigni sul futuro dell'ex caserma Piave e sulla presenza del centro sociale Django al suo interno. Perché il sindaco Mario Conte non pensa proprio di mettersi il cuore in pace, anzi. Dispiace perché il vicepresidente di Open Piave rischia con il suo atteggiamento di rovinare il lavoro che tante altre associazioni per bene stanno comunque portando avanti. Tutto rimesso in discussione quindi, mentre Cassugarna attende un segnale formale dalle associazioni. Io attendo una telefonata da parte della presidente di Open Piave che dovrà giustificare il perché di questo atteggiamento rivolto nei confronti di un'amministrazione con il quale avevano cercato il dialogo proprio pochi giorni prima. Il rischio è che le esternazioni di ieri abbiano interrotto un percorso seppur difficile, comunque percorribile con l'attuale amministrazione. Noi crediamo che un progetto di riqualificazione anche attraverso le associazioni per bene possa essere una soluzione. Con queste azioni, sottolinea il sindaco, il centro sociale si mette fuori gioco da solo. Hanno firmato una convenzione che prevede delle sanzioni. Quelle sono le regole che si sono imposti loro, attueremo quel contratto. Poi c'è la provocazione delle scritte in Riviera Margherita contro le retate della municipale definite razziste dai manifestanti. Oggi erano ancora lì per la curiosità dei turisti, ma anche per l'indignazione dei consiglieri di maggioranza. È chiaro che questo gruppo di teppistelli plurigiudicati cerca visibilità adesso in città dal momento in cui l'area è cambiata e quindi porta avanti questi atti che vorrebbero difendere gli spacciatori. Mi chiedo come mai vogliono difendere gli spacciatori, forse perché loro stessi sono i primi consumatori.
Ed ora il caso singolare di una guardia giurata in servizio presso il Tribunale di Treviso, finita a processo. Sentiamo perché. Guardia giurata in servizio all'ingresso di Palazzo di Giustizia a Treviso a processo con l'accusa di aver sottratto poco più di 100 euro dal portafoglio di un avvocato. Insolito che chi dovrebbe vigilare sulla sicurezza delle decine di professionisti e cittadini che vanno e vengono ogni giorno dal Tribunale di Via Verdi sia finito sotto accusa, ma tant'è. Lui è un 52enne di Carbonera, dipendente di una ditta di vigilanza. Nel settembre del 2016 un'impiegata, trovando un portafoglio smarrito, lo aveva consegnato al personale della portineria, come hanno confermato le immagini delle telecamere interne al palazzo, senza mai aprirlo. A farsene carico il 52enne, i filmati lo mostrano mentre scambia 4 chiacchiere con i colleghi per poi dirigersi verso gli uffici dell'Ordine degli Avvocati, uscendo poco dopo dal raggio d'azione delle telecamere. Quando l'impiegata dell'Ordine apre il portafoglio, denaro non ce n'è. È stato il proprietario, un avvocato trevigiano, a far presente che all'interno, al momento dello smarrimento, c'erano in realtà 120-130 euro spariti. La guardia giurata ha negato di averli sottratti, ma è finita lo stesso davanti al giudice. La prossima udienza a suo carico è fissata per febbraio. Nel frattempo il vigilante ha risarcito la parte offesa, pur sottolineando che il gesto non equivale a un'assunzione di responsabilità. Ancora cronaca, un quarantenne di Vedelago aveva prenotato via internet su un sito di affitto di case per le vacanze un appartamento a Jesolo nel quale pensava di trascorrere in santa pace la settimana di Ferragosto. Aveva anche versato la caparra di 200 euro. In realtà si trattava di una truffa messa a segno da 2 marchigiani, padre e figlio di 67 e 45 anni. I due, una volta intascati i soldi, sono spariti senza lasciare traccia. Come traccia non c'era dell'appartamento. Il quarantenne ha presentato denuncia ai carabinieri di Vedelago, che sono riusciti a risalire ai truffatori. Entrambi sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per truffa in concorso. E una banda di riciclatori bulgari è stata scoperta e sgominata dalla polizia stradale di Treviso. Importavano ed immatricolavano illegalmente vetture rubate, poi rivendute da un ignaro concessionario trevigiano. Sentiamo. Auto di provenienza illecita sottratte in Bulgaria venivano immesse nel mercato italiano utilizzando documenti di circolazione austriaci per facilitarne la reimmatricolazione. L'indagine della Polizia Stradale di Treviso si è conclusa con la denuncia di 5 persone, una vera e propria banda di cittadini bulgari, tutti denunciati per riciclaggio internazionale di veicoli, reato punito con pene fino a 12 anni di reclusione. Il traffico illecito scoperto ha un valore che supera i 100.000 euro. Gli accertamenti sono scattati un anno fa con la scoperta in un'autorivendita della zona nord di Treviso di una vettura di importazione bulgara con il numero di telaio contraffatto e documenti austriaci. Ad ulteriori controlli gli agenti scoprivano altri 5 veicoli sempre provenienti dalla Bulgaria introdotti in Italia con il medesimo modus operandi truffaldino da dei commercianti bulgari per poi essere rimessi in vendita dall'ignaro titolare dell'autorivendita trevigiana. In quasi un anno di indagini la Polstrada ha controllato oltre 250 auto provenienti dalla Bulgaria e sequestrato diverso materiale contraffatto. Un anno fa, nel giugno del 2017, mentre camminava in centro a Possagno, era stata avvicinata da un uomo che le aveva strappato dal collo la catenina d'oro. Vittima un'anziana di 75 anni. Ebbene, dopo 13 mesi di indagini, i carabinieri della stazione di Crespano del Grappa sono riusciti a risalire all'autore dello scippo. Si tratta di un 52enne nordafricano residente a Possagno con specifici precedenti. L'uomo, incastrato dalle immagini di una telecamera e riconosciuto da alcuni testimoni, è stato denunciato per furto con strappo. Ha chiamato la polizia alle 7 del mattino ieri sostenendo che alcuni individui tenevano sequestrata la fidanzata in un appartamento in via Piave a Treviso. Alla porta dell'appartamento, tuttavia, gli agenti hanno identificato un 45enne italiano già noto alle forze dell'ordine che ingiungeva loro di forzare la serratura. Accertato che la sua versione dei fatti era inverosimile e che in casa non c'era nessuno, i poliziotti hanno cercato di calmare l'uomo in evidente stato di ubriachezza, con risultato che egli si è scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni. Non nuovo a simili comportamenti, il 45enne è stato arrestato.
E non sono ancora state individuate le cause che hanno provocato il crollo di parte del tetto di una fabbrica a Riese Pio X, il cedimento mercoledì durante il turno degli operai. Sentiamo. Adesso la situazione è sotto controllo, è crollata una capriata del capannone, un'azienda che si è appena insediata nel territorio di Riese, stanno facendo tutti i rilievi del caso, sembrerebbe essere sotto controllo, per cui l'azienda dovrebbe riuscire a riparare il danno in tempi abbastanza brevi. Si lavora incessantemente per riprendere la produzione alla Alufenix di Riese Pio X dopo il crollo di parte del tetto accaduta nella notte di mercoledì. Una capriata ha improvvisamente ceduto e la copertura è finita sopra i forni per la lavorazione dell'alluminio, mentre in fabbrica c'erano gli operai del turno di notte. Il tutto alle 22, quando oltre 300 dei 10.000 metri complessivi di copertura sono finiti al suolo. Per fortuna nessuno dei 5 operai presenti è stato coinvolto nel crollo, mentre la produzione è stata subito sospesa. L'azienda di via Montesanto si è trasferita un anno fa da Galliere in questa nuova sede, dove si è utilizzato del materiale leggero per la copertura. Per questo danni limitati alle attrezzature, ma comunque produzione attualmente ferma, quasi tutta composta di leghi di alluminio speciali richieste da tutta Europa. È il secondo caso purtroppo per noi quest'anno, dopo l'incendio della Mil 2 di gennaio, che ha avuto danni molto più grandi purtroppo per loro, però l'intenzione è quella di ripartire subito, anche perché hanno delle esigenze lavorative importanti, chiaramente verificando lo stato della struttura, lo stato strutturale, ma sembrerebbe non avere grosse problematiche. È il nostro auspicio, noi siamo al loro fianco per dare una mano e fare tutte le cose nel minor tempo possibile. A Castelfranco ora, dove 6 comuni sono pronti a unire le proprie forze in materia di sicurezza. Nasce il distretto di polizia locale più grande della Marca trevigiana. I sindaci dell'Unione Marca Occidentale, quelli di Riese, Resana, Loria e Vedelago, e quelli di Castelfranco Veneto e Altivole hanno siglato un accordo che va nella direzione di creare un servizio comune di polizia locale in un territorio vasto ben 213 km quadrati. Pro e contro verranno analizzati da un apposito tavolo di lavoro, ma la strada è tracciata e porterà a una piccola grande rivoluzione. Cambierà totalmente il tipo di servizio che verrà dato al territorio, perché l'idea è quella appunto di andare a creare un comando unico con delle sedi poi delocalizzate nei vari comuni, con un unico comandante che è quello dell'Unione dei Comuni, ma cambierà anche la riorganizzazione degli agenti, appunto andando a specializzare gli agenti in determinate tematiche o problematiche, e con l'obiettivo di andare a creare un terzo turno di pattugliamento nella fascia serale e notturna dalle 18 alle 24 circa, quindi per una maggiore vicinanza al territorio, un maggior senso poi di sicurezza dei nostri cittadini. Quello che si intende fare è cercare di valorizzare le motivazioni personali di ciascuno, le attitudini e le competenze. Si è pensato già di poter affiancare le persone che hanno una certa età e quindi di raccogliere la professionalità e le competenze di queste da trasmetterle a quelli che sono più giovani. Visto che i prossimi pensionati avranno almeno 2 o 3 anni di lavoro, c'è tutto il tempo per poterli affiancare. Per Altivole è una sorta di ritorno, essendo già stato convenzionato in passato, ma con modalità del tutto diverse. Mi sono sempre impegnato per promuovere questa convenzione, adesso che finalmente siamo approdati alla possibilità di attivarla nuovamente, sono soddisfatto sicuramente per i nostri cittadini, che avranno un servizio migliore, una copertura temporale migliore, più lunga. Sulla sicurezza tutti noi amministratori pubblici oggi puntiamo molto, è molto sentita dalla cittadinanza. Vi sono delle criticità oggettive dettate dallo status quo, dalla normativa che non ti consente di agire magari come vorresti, e pensiamo che fare gioco di squadra questo aiuti a non far venir meno determinati servizi ai cittadini. Esodo estivo, primo weekend da Bollino Rosso con i primi rallentamenti e code già oggi sulle principali arterie autostradali del Veneto, serate speciali soprattutto la serata di oggi e tutta la giornata di domani, sabato. Particolarmente difficile è prevista la situazione sulla A4 con un incremento di traffico di almeno il 35% rispetto alla media di un normale fine settimana, e nella giornata di domani, sabato,
in particolare la situazione è prevista critica sul passante di Mestre con un traffico superiore di oltre il 50%. Al fine di garantire una maggiore sicurezza per chi viaggia, ricordiamo che è vietata la circolazione in autostrada ai mezzi pesanti fino alle 22 di oggi e domani, sabato 28, dalle 8 alle 22, domenica 29, mezzi pesanti fermi dalle 7 alle 22. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari, spazio ora alle vostre segnalazioni, alla nostra rubrica Lo dico ad antenna. Oggi siamo andati a raccogliere la richiesta d'aiuto di un residente in via Feltrina. Sentiamo dalla sua voce qual è il problema. Basta che guardate la strada, cioè, il problema che abbiamo qua è che ci sono delle piccole buche che si potrebbero riparare molto facilmente e invece vengono abbandonate là, non riusciamo a dormire la notte, basta che guardate le buche che ci sono. Risponde così questo telespettatore quando gli chiediamo per quale problema abbia voluto far intervenire le nostre telecamere. Treviso, via Feltrina tra Lestiore e Monigo, buche sull'asfalto a causa delle quali 24 ore su 24 il passaggio dei mezzi pesanti diventa insopportabile. Specialmente quelli della ghiaia che cominciano alle 4:30 di mattina a passare magari 5 e saltano, specialmente quando sono vuoti. La sensazione è quella di un terremoto, dice il cittadino, ma aggiunge la cosa più sgradevole è il botto che il passaggio dei tir provoca. Da qui le ripetute richieste di intervento al Comune. Basterebbero 2 tecnici del Comune con un sacchettino di asfalto e risolvere quei 6-7 buche che ci sono, non serve niente altro, non si sta chiedendo niente altro, sia al sindaco che chi di dovere. All'amministrazione precedente è sempre stata segnalata la cosa, al nuovo sindaco tramite Facebook è stata segnalata logicamente e purtroppo mi è stato detto che non è possibile fare grandissime cose nel breve tempo, qui si continua a non dormire, cioè veda un po' voi se va bene così. Sole, caldo e temperature decisamente elevate ci attendono nei prossimi giorni. Sentiamo le previsioni del nostro esperto nell'immediato ma anche nel lungo termine. Dopo settimane di variabilità, il primo grande esodo per le vacanze sarà all'insegna del sole e del caldo. Sta avanzando ancora una volta per quest'estate l'anticiclone africano, che a quanto pare durerà parecchi giorni. Infatti il fine settimana, questo weekend, sarà ampiamente soleggiato e con temperature in graduale aumento con valori massimi fino a 35-36 gradi. E l'inizio d'agosto sarà caratterizzato dal perdurare dell'alta pressione con afa e temperature abbondantemente al di sopra delle medie del periodo. Almeno fino al 5-6 agosto il sole sarà prevalente, solamente qualche temporale di calore sui rilievi ma sarà poca cosa. Soprattutto le temperature invece saliranno gradualmente fino a raggiungere ad esempio sul Polesine 37-38 gradi, sui 35-36 gradi sul Padovano, Veronese e Vicentino. Poi l'estate dovrebbe subire una brusca frenata. Ci attendiamo una prima rottura dell'estate proprio già dal 6-7 agosto con primi e altri forti temporali. Ed ora la luna rossa, l'eccezionale fenomeno delle eclissi che vedremo questa sera al Collegio Pio X di Treviso. Il gruppo degli astrofili trevigiani ha predisposto 3 postazioni per osservare il fenomeno, ma anche la presenza di esperti per raccontare non solo la luna rossa e l'eclissi, ma anche tutta una serie di fenomeni che accadranno questa notte. Sentiamo. Mettiamo a disposizione 3 telescopi, ci sono astrofili che daranno spiegazioni e oltre a vedere la Luna, perché l'eclissi di Luna si vede bene a occhio nudo al massimo con un binocolo, però col telescopio ci faremo vedere poi Marte, faremo vedere Giove, vedremo Saturno con gli anelli, quindi una serata sperando che il tempo regga. Ecco. Appuntamento con la Luna rossa dalle 21 per uno spettacolo celeste che si ripeterà tra 80 anni.
E a questo appuntamento, come sempre, il gruppo Astrofili aprirà il terrazzo del Collegio Pio X di Borgo Cavour ai cittadini, curiosi di vedere ma anche di capire l'origine di questo effetto che rende d'un tratto la Luna non più bianca ma di un rosso cupo. Abbiamo la posizione della Luna che è all'opposto della Terra rispetto al Sole, quindi l'ombra della Terra copre completamente la Luna, solo che i raggi del Sole attraversando l'atmosfera terrestre vengono deviati e per motivi di rifrazione aumentano la lunghezza d'onda, si spostano verso il rosso. Ma non sarà l'unico fenomeno ammirabile stasera dalla volta celeste. È un'eclissi che durerà quasi 103-104 minuti, quindi è una cosa importantissima. Ma poi c'è anche un'altra cosa importante, che abbiamo Marte in opposizione, quindi stasera si vede bene anche Marte, è abbastanza vicino alla Terra, molto vicino. È quasi come l'opposizione del 2003, quindi col telescopio si riusciranno a vedere alcuni particolari anche, ma è tutta una serata a pianeti, si vedrà bene Saturno, si vedrà bene Giove, e fino alle 9:30 diciamo, ecco, poi si abbassa molto l'orizzonte e sarà possibile anche vedere Venere. Ingresso libero dunque sul terrazzo degli Astrofili fino a capienza massima, che considerate le esperienze passate verrà raggiunta in poco tempo. E per chi non riuscirà ad entrare o magari ha intenzione di guardarsi in solitaria il cielo, ecco qualche consiglio utile. Se uno ha la possibilità di andare verso il Montello o verso parti più alte dove il cielo è più pulito, dove c'è meno inquinamento luminoso, sicuramente vedrà un cielo più bello di quello che vediamo noi da Treviso, dove abbiamo inquinamento luminoso. Quindi basta una zona scura, più è alta e meglio è comunque. Ed ora il basket, TVB guarda avanti e allarga il CDA. Treviso Basket mira in alto, punta a crescere non solo sul piano tecnico sportivo ma anche su quello societario, e così TVB, partita 5 anni fa per dare continuità alla storia della pallacanestro trevigiana, ha deciso di allargare il CDA con l'ingresso di 2 membri del consorzio Universo Treviso, Carlo Zanatta e Walter De Bortoli. Intanto sicuramente un ampliamento delle idee, visto che il Consiglio al posto di essere a 3 è a 5. Io credo di avere anche qualche competenza da un punto di vista economico, bilancistico, per cui la volontà di, come dicevo prima anche in conferenza stampa, di mantenere i nostri bilanci puliti a posto e quindi mantenere poi un certo tipo di sobrietà come abbiamo sempre fatto, senza andare a incorrere in avventure che magari poi possono essere scottanti. Treviso vuole farsi trovare pronta qualora, come tutti sperano, questo sia l'anno buono per il salto nella serie maggiore, e questo sembra essere un momento strategico per pensare al futuro. Ho visto crescere molto il consorzio, che è la cosa che seguiamo in prima battuta. Il consorzio è diventato veramente un qualcosa di importante, perché i primi 15 sono diventati praticamente 140, di conseguenza c'è anche una maggiore aspettativa da parte dei consorziati, ed è per questo che dobbiamo cercare di impegnarci un po' tutti di più per mantenere sempre vivo questo interesse che in questi anni è cresciuto in maniera incredibile. E in chiusura di questa edizione vediamo insieme le immagini della grande festa di oggi pomeriggio alla casa di riposo Marani di Sant'Andrea di Povegliano per i 100 anni di nonna Angela Favaro, festeggiata da familiari, operatori e dalle 2 amministrazioni comunali di Povegliano e Spresiano. Felice dell'affetto e dei fiori molto graditi, nonna Angela, classe 1918, ha ricambiato con sorrisi e con la consueta dolcezza. Tanti auguri allora a nonna Angela. Uno sguardo alla nostra programmazione, torna tra poco 20:10, questa sera si parlerà di droga e giovani, ospite in studio Michele Gazzola del CEIS di Treviso. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del meteo e del tempo con il nostro meteo. Una buona serata, arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio di sabato 28 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio tuttavia non si escludono degli occasionali piovaschi sui monti del Bellunese, cielo sereno invece sui restanti settori. Temperature minime tra 18 e 22 gradi,
valori massimi molto caldi tra 29 e 36 gradi circa. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione sarà molto simile con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini, ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo velato ovunque. Temperature minime tra 19 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 33 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e solo con qualche isolato fenomeno al pomeriggio sui settori alpini di confine. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso invece sui restanti settori. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 32 e 35 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e a Nord.